Le immagini parlano da sole, questo è l'istante in cui arrivano le auto con il gruppo di Cristea, i ragazzi scendono, poi alla cronaca di quello che accade, la rissa, i pugni, i calci e le coltellate, infine la fuga di Badr Rouaji che per primo si allontana dal luogo della tragedia, dietro Taha Nani che lo segue ed è qui che l'avvocato Crea punta il dito. Badr in questo video, prima di nascondersi, cade a terra, nelle mani non ha nulla, non ha il coltello. Era evidente sin dai primi momenti dell'indagine perché i video che sono stati acquisiti avevano dimostrato inequivocabilmente, oggi l'ho fatto anche rivedere in aula, hanno dimostrato inequivocabilmente che a pochi secondi dal momento del compimento della rissa si è visto giungere il Rouaji Badr che è caduto a terra e ovviamente non aveva nulla in mano. Quindi mi sembra che l'elemento oggettivo del video sia un riscontro certo del non possesso del coltello da parte di Rouaji. Il coltello è stato trovato in una aiuola poco distante da dove i due giovani si erano nascosti. Durante l'udienza hanno poi testimoniato gli investigatori e gli addetti alla sicurezza che hanno ripercorso i momenti della tragedia. I due gruppi erano già stati nel locale. Quella sera, il 3 maggio 2025, erano seduti in due tavoli poco distanti l'uno dall'altro ed è qui che è iniziata la lite. Una spinta avrebbe scatenato una reazione a dir poco spropositata, a dividerli proprio il personale del locale. Abbiamo deciso, hanno raccontato, di far uscire dalla discoteca il gruppo più numeroso, mentre abbiamo invitato gli imputati a rimanere dentro, così da far calmare le acque. Dopo una ventina di minuti i due giovani marocchini sono usciti, si sono incamminati lungo via Pagnana, sono stati raggiunti dall'altro gruppo a bordo di 3 auto. Qui è scoppiato il finimondo. Ciò che è sicuro è che sono stati percorsi 600 metri di strada dall'uscita della discoteca fino al luogo della rissa, che ovviamente per percorrere a piedi ci vuole più di qualche minuto, mentre con le autovetture ci vogliono pochi secondi, il che giustifica il fatto che i ragazzi a piedi siano stati fermati dalle autovetture che sono sopraggiunte, almeno questo ci indica la logica. La prossima udienza il 7 settembre 2026.